Devo dire che siamo veramente puntuali, ma sempre come al solito puntuali, sono le 18 e anche oggi siamo pronti, prontissimi, amici di Io Compro Siciliano, bentornati, benvenuti, buon lunedì a tutti e benvenuti a Pomeriggio Special. Salve da Cristina Ruffino, oggi è lunedì, quindi siamo reduci da un fine settimana, mi auguro per voi di relax. Come ogni lunedì, noi ci ritroviamo qui pronti per affrontare un viaggio che durerà 30 minuti come tutti i giorni, ma il viaggio del lunedì è dedicato alla cucina, con la cucina dei ricordi e non posso mica essere da sola perché ho bisogno del mio compagno di viaggio, il mio compagno d'avventura, Mariano Carbonetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mariano. Grazie Cristina, buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo cambiato location questo pomeriggio. Ma ogni tanto bisogna farlo così, diciamo, movimentiamo quelle che sono le nostre puntate. Allora, diciamo che a Visto proposito... che cosa bella che ti ho fatto vedere stasera, la guerra, guarda che bella battaglia. È vero, è una battaglia pure quella che combatteremo oggi, ma in positivo ovviamente. Allora, tu hai parlato di movimento e diciamo subito che quello di oggi sarà un appuntamento molto movimentato perché Esatto. abbiamo due grandi ospiti, protagonisti della cucina dei ricordi, che facciamo entrare subito perché sono nel backstage. Allora, io parto con il presentare Mario Di Cristina, maître, direttore Villa Bosco Grande in provincia di Palermo, vicepresidente Amira, Associazione Maître Italiani, Ristoranti e Alberghi. Quindi benvenuto Mario Di Cristina, lo vediamo subito, buon pomeriggio. Non la sentiamo, dovrebbe attivare l'audio, Mario, Sì. dovrebbe attivare l'audio del microfono e intanto facciamo entrare anche lo chef Giovanni Danna di Palermo, executive chef ed ex presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo e il più anziano docente delle scuole a indirizzo alberghiero di Palermo. Pensate, ben 42 anni di insegnamento, ma non vogliamo dire che sia avanti con l'età, assolutamente no. Grande passione per la cucina e per l'insegnamento, ama trasmettere le sue conoscenze e i suoi segreti culinari ai suoi allievi, allievo del noto chef maestro Cascino, che tra l'altro nonno dello chef Roberto Cascino che è stato nostro ospite, quindi benvenuto anche Giovanni Danna. Grazie, buonasera a voi. Buonasera, Mario Di Cristina, sentiamo un po' l'audio se funziona. Non la sentiamo ancora, intanto ripristineremo il collegamento l'audio con Mario, lei intanto provi a parlare, dovremo attivarlo. Allora, intanto che attiviamo l'audio di Mario Di Cristina, noi diciamo subito che oggi affronteremo, come tutti gli altri lunedì, un argomento veramente molto interessante. Oggi non andremo a parlare di piatti, no? Perché andremo ad affrontare, Mariano, un argomento insieme ai nostri due ospiti propositivo, vai. È vero, allora, intanto questo è un piccolo passo in più che stiamo aggiungendo a quella che è la nostra seguitissima rubrica. Dico seguitissima perché è vero, perché sento parlare di noi, sento parlare della tua bellezza, sento parlare delle mie storie che fanno la testa così alle persone per quanto riguarda il punto di vista storico-gastronomico, però è pure giusto affrontare un tema importantissimo che per adesso ci interessa a tutti e specialmente interessa a noi che facciamo parte di questo mondo della ristorazione. Ho voluto avere ospite lo chef, maestro di cucina, chef executive Giovanni Danna e il maestro Mario Di Cristina, perché rappresentano i due poli che insieme vanno a rappresentare quella che è la ristorazione palermitana, siciliana e permettimi, io direi anche internazionale, perché sono due persone che hanno avuto e continuano a lavorare nel settore dando un grande contributo a tutto quello che si fa. Ecco, e infatti cos'è che ci interessava stasera? Ci interessava insieme tutti cercare di intanto esaminare quello che sta succedendo nel nostro settore, però con un occhio di ottimismo e allo stesso tempo cercare con le nostre esperienze di dare dei piccoli consigli a chi si trova in questa problematica situazione. Quindi io direi una cosa, Cristina, se sei d'accordo. Abbiamo noi un piccolo video realizzato da Marzia, che è bravissima, per stimolare quello che sarà l'argomento che tratteremo stasera. Se ti va possiamo anche mandarlo. Sono d'accordo, andiamo col video.
Beh, sicuramente un bel video, sembrano delle immagini che ci portano veramente indietro nel tempo di un sacco di anni, un po' di nostalgia, ma ritorneremo sicuramente anche a brindare insieme, ad abbracciarci, a mangiare tutti quanti insieme al ristorante come qualche mese fa. Intanto proviamo il maestro Mario Di Cristina, se se riusciamo anzi a sentirlo, proviamo un attimo, ma mi sa di no. Mi sa di no questa sera, gli si va in off il microfono, quindi dobbiamo cercare di ripristinarlo anche perché... Vediamo Mario? Non la sentiamo, sentiamo il labiale, vediamo il labiale, ma Ci non la sentiamo. stiamo? Però noi siamo Va anche bene. da questo punto di vista, insomma, siamo positivi, perché cerchiamo di riprenderlo, di riprendere l'audio del maestro Mario Di Cristina, ma intanto Ok, affrontiamo questo perfetto, argomento perfettissimo. con il maestro Giovanni Danna. Mariano, allora. Sembra un lontano ricordo, però torneremo sicuramente a vivere come vivevamo prima, in serenità, a mangiare tranquillamente Allora, al io ristorante. è vero, volevo solo dire una cosa prima di dare la parola definitiva al maestro Danna. Io oggi ho Se avuto non il è caduto anche piacere il di maestro Danna. vedere finalmente le... No, no, cioè è bello, guardalo, guardalo dov'è, il nostro barbiere siciliano. Ho avuto la fortuna e la grande soddisfazione di rivedere i ragazzi entrare in cucina, accendere le macchine, utilizzare i forni, utilizzare tutte quelle che sono le attrezzature che giornalmente utilizziamo. E credimi, Cristina, mi sono davvero emozionato perché ti fa capire che sembra che piano piano, passo passo, stiamo cercando di ritornare alla normalità. E i ragazzi sono stati molto molto bravi perché hanno mantenuto le distanze, hanno cercato di fare tutto quello che era giusto fare per fare una buona esercitazione di cucina e ci sono riusciti e così io spero che succeda anche con la ristorazione. Infatti questi piatti che tu hai mandato in onda, i piatti, il movimento, quelle padelle che si muovono sui fuochi e vedono saltare della pasta, delle preparazioni ottime, e quella per noi è la nostra anima, cioè chi lavora in questo settore è l'anima, quella non può mancare, è come l'aria che non può mancare a chiunque che respira. Noi viviamo di questo, Cristina, e devi capire che in questo momento, questo bruttissimo che abbiamo passato, non poterlo fare veramente ci ha segnato tanto. E quindi spero veramente di cuore che la cosa piano piano torni alla normalità. A questo punto potremmo anche già chiedere, appena si ripristina il collegamento, già al maestro Danna o al maestro Di Cristina, come vuoi, da dove vuoi iniziare, che pensano loro di questo momentaneo assetto. Allora, iniziamo col maestro Danna. Cosa ne pensa? Non so se lei ha avuto la possibilità di seguire, però insomma la situazione è sicuramente statica, ma noi oggi vogliamo essere propositivi, vogliamo insomma pensare al futuro come era prima, no? Quindi tutto piano piano rientrare alla normalità, no? Giovanni Danna, cosa ne pensa? Speriamo che tutto ritorni alla normalità, perché in questo momento si sta attraversando un momento difficile i ristoratori e soprattutto per i cuochi che lavorano nei ristoranti, il personale che si trova completamente a terra. Infatti ci sono molti, per esperienza, amici miei che da più di 8 mesi non lavorano più e quindi penso che una soluzione sia quello di andare cioè trovare una soluzione con l'aiuto soprattutto del governo, l'aiuto anche delle persone che incominciano a frequentare i locali e poter insomma dare una mano a questi ristoratori e a queste persone che lavorano nel settore. È molto molto difficile, però io vedo. Va bene, abbiamo qualche C'è problema di qualche problema? collegamento oggi. Esatto, sarà il vento, Mariano, non ti preoccupare, sarà il vento oggi che ha colpito la nostra isola che dà anche qualche problema. Allora, facciamo un ultimo tentativo con il maître Mario Di Cristina, il nostro maestro, vediamo un po' se riusciamo a sentirlo. Mi sentite? Oh, finalmente, ma buonasera, buonasera Mario Di Cristina, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Mario, finalmente.
Allora, Oh, buonasera Mario. Io vi ho sentito a tratti comunque, ho visto il video ed era molto bello. esatto. Riporta ricordi nei nostri cuori, vedere un flute nelle mani di una coppia che si augura il meglio, è molto bello. È propositivo, ecco direi. Allora, momento di fermo anche per lei, ovviamente, Mario Di Cristina. Lei è fermo da quanto tempo? Dal 1° novembre quasi, sì, più o meno questo. Ha una data di ripartenza? Non credo, perché fino ad oggi, se non sbaglio, siamo in zona arancione, quindi noi non ci occupiamo di asporto. Bisogna vedere cosa sarà il prossimo futuro, cosa sarà il governo. Allora, noi ovviamente speriamo bene, speriamo che le decisioni prese siano delle decisioni positive per la nostra isola che diciamo ha subito un impatto terribile, un brutto impatto devo dire, no? Da questa pandemia, pandemia come tutte le altre regioni comunque d'Italia. Ovviamente bisogna avere pazienza, bisogna avere tanta disciplina e sia i ristoratori che ovviamente Mario Di Cristina, i maître che fanno questo lavoro come lei, sicuramente avranno subito un brutto colpo, ma cerchiamo di dare un po' di energia, no? Pura per dire andiamo comunque avanti, aspettiamo con pazienza e ripartiamo tutti quanti Io insieme. penso che lo abbiamo già fatto a ottobre e vedevo che l'ospite si va preparando, non tutto è perso. L'ospite si prepara a ricominciare e soprattutto ha desiderio veramente di poter uscire, di godersi un po' di libertà. L'abbiamo persa quasi un anno completo. Io l'ho visto a ottobre durante quei pochi eventi che siamo riusciti a fare. E praticamente vedevo che gli ospiti sono molto corretti, del resto ne va della propria salute, quindi giocare su di queste cose non è semplice. Li vedevo con mascherina, con quant'altro. Il personale si è abituato a portare e si abituerà sempre, ormai credo per un bel pezzo andando avanti, ad avere le accortezze necessarie, mani, mascherina. Sì. Che bisogna trovare questa condizione unica. Io lo dicevo in un'altra, in una rivista, scriveva appunto 2 parole dicendo che abbiamo in anni scorsi hanno messo come legge che non si poteva fumare. Non è stato facile, specialmente per i fumatori. È stato duro, durissimo, ma ci sono riusciti. Adesso si fanno anche i voli continentali senza fumare, l'ospite non si è abituato, ma i primi giorni era così come adesso. E come faremo, e come ci sediamo, e ora che fa non si fuma. Si può, però dobbiamo avere tanta accortezza e tanta delicatezza da un lato e dall'altro. È vero. Beh, Mariano Garbonetti, Mario, fa sicuramente perdonami, molto piacere. volevo fare, scusami Cristina, volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda al maestro Mario Di Cristina, che tra l'altro si occupa anche di formazione, si occupa di formare ragazzi per iniziare, diciamo, questa carriera importante. Ma quali sono i consigli che in questo momento ti senti di dare a un ragazzo che vorrebbe iniziare una carriera nel mondo lavorativo della ristorazione? Quello che per ora dico è sempre, diciamo, tra virgolette, oltre il propositivo. Dico, fate conto che questa pausa non ci sia e quindi partiamo da zero e buttiamoci a capofitto, che è molto importante, soprattutto per differenziare l'atto dell'occasionale e del professionista. Il professionista inizia da sempre, inizia da quando mette mani per il primo giorno di lavoro, esatto. Da quel momento è un professionista. Deve solo decidere quale strada fare, ma è un professionista. Probabilmente quello che adesso suggeriamo è sempre la stessa cosa. Abbiamo avuto un anno di tempo e giustamente in seguito io suppongo che la clientela ci cercherà e vorrà da noi avere ancora di più consapevolezza di quello che è il nostro settore. Quindi non penso che possiamo andare là certo, è vero. Per dare servizio, per cui dico ai giovani, a chi intraprende questo mestiere, non lo fate per caso, fatelo bene, fatelo con interesse. Del resto
non cambia nulla, bisogna farlo ugualmente una volta che si intraprende. Tanto vale farlo con quella nonchalance che è il nostro lavoro. Mario, magari... perdono, volevo dirti una cosa, facciamo un gioco, facciamo che da questo momento tu hai la possibilità di decidere cosa fare, cercare di migliorare questa situazione della ristorazione, non parlando ovviamente di politica, ma possiamo dare un consiglio a chi ci sta ascoltando dal tuo punto di vista. Assolutamente. Io se volessi guardare in un eventuale futuro ho la possibilità di dare un suggerimento, direi a chi di competenza, potendolo fare, apriamo tutto perché non sarà sicuramente restando chiusi che porteremo beneficio all'economia nostra nazionale, ma soprattutto a quello che è la nostra professione, la nostra bella Italia. Si sta conservando questi momenti per un futuro, ma vorremmo in questo momento entrarci in questo futuro e poter dire veramente apriamo perché diamo l'opportunità. Abbiamo già detto a priori, dobbiamo essere coscienti che non sarà per un bel pezzo come era prima, quindi dobbiamo abituarci ad essere responsabili di noi stessi. È vero. Servirà un po' di tempo per ripartire bene. Da questo momento riaprirei, guarda, però, domani. D'accordissimo, però guarda, benissimo, io conosco una persona che da sempre, quando è che io ho iniziato la scuola, all'istituto alberghiero, è stata sempre ottimista e si chiama professore Giovanni Danna. Ascoltiamo cosa ci dice lui. Che dici, Cristina? Sono d'accordissimo. Vediamo un attimo Giovanni Danna cosa ci dice a tal proposito, a tal riguardo. Allora, quindi oggi stiamo cercando di parlare in maniera propositiva, come ho detto più volte, no? Dall'inizio. Giovanni Danna, ripartiamo. Sicuramente dobbiamo ripartire, dobbiamo essere propositivi e dobbiamo ripartire. È giusto che si aprano i ristoranti, tutta la ristorazione, perché penso che proprio in questo momento i posti più sicuri in questo momento sono i ristoranti, perché già si sono attrezzati parecchi mesi fa. Abbiamo qualche problema di collegamento con Giovanni Danna che speriamo non cada di nuovo, ma in ogni caso lo faremo rientrare subito. Infatti stava dicendo che comunque i ristoranti, in effetti, Mariano e Mario Di Cristina, i ristoranti si sono attrezzati già tantissimi mesi fa. Voi ovviamente siete dei testimoni, no? Perché comunque i ristoranti hanno investito tantissimo denaro per rendere il luogo sicuro alla propria clientela. Purtroppo la ristorazione è stato uno di quei settori che insieme a quello delle palestre ha subito di più le conseguenze di questa pandemia, no? Ma del resto la ristorazione non sì, può è proprio così. Non gli conviene essere sbadata o è leggera da questo punto di vista. Noi, e penso tutti, perché mi pare di averlo visto un po' in tutti i posti, misuravano la temperatura all'ingresso, ti obbligano a igienizzarti le mani, soprattutto ti chiedono nome e cognome, pur mantenendo la privacy, e conservarlo 15 giorni, distanziamento al tavolo, il personale con la mascherina. Dove stavano i problemi? Non abbiamo mai accusato niente, ma noi parliamo giustamente del nostro piccolo. Evidentemente ci sono posti di massa che tendono a non fare questa differenziazione, pur avendo le accortezze, ma sono in troppi e quindi un attimo di rispetto è indispensabile. Purtroppo avete voi onesti pagato un duro prezzo, no? Che è il prezzo di chi magari le regole non le ha fatte rispettare o non le ha rispettate. Questo è. Mariano, ci sei? Non so se mi sente Mariano. Ok, certo, allora noi dicevo, ti sentiamo. Per aggiungere qualcosa, per aggiungere qualcosa ancora a quello che ha detto il maestro Di Cristina. Tra l'altro i ristoratori, coloro che lavorano nel settore, hanno dovuto sborsare un bel capitale per poter lavorare in serenità e per poter lavorare seguendo quelle che normative che imponevano fino a quel momento. Quindi perché andare a bloccare proprio questa
categoria. Diceva poc'anzi il maestro di Cristina e anche Giovanni Danna stava accennando che sia la ristorazione, che io ti parlo anche del mondo della scuola, della formazione dove operiamo, sono gli ambienti più importanti e più sicuri, perché siamo obbligati a tenere determinati standard di sicurezza sanitaria, quindi non è che possiamo fare le cose così a casaccio, ma siamo obbligati a mantenere quello. Ecco perché sia la formazione da un punto di vista che della ristorazione, e proprio in senso totale, intendo dalla cucina al servizio di sala, se quella che è la normativa. Qui non andiamo a ancora una volta a come dire, buttarci solo su questo settore. Attenzione, io sono contentissimo che molti settori lavorino e vadano bene e continuino ad operare, però questa volta mi sembra che dobbiamo dare più attenzione a quella che è il settore ristorazione. Allora, proviamo a far rientrare Giovanni Danna, sì. Ok, Mario Di Cristina, la parola a lei. Sì, dicevo, del resto abbiamo, diciamo, tra virgolette, lasciato un minimo di ristorazione sotto forma di asporto e di domicilio. E tanto vale a questo punto, con tanto di accortezza, aspettare con dignità o sedersi a un tavolo con tanta di eleganza e di distanza. Forse potrebbe essere il caso, dico, evitiamo di capire come è stato il passato, ma per un futuro presente potremmo anche provarci. Secondo me sarebbe il momento di incominciare a vedere anche la nostra crescita all'interno della pandemia. Non è stata semplice superarla, abbiamo visto tutti quello che è avvenuto. Ora, a mio avviso, questo è il momento più bello di questa fase. Nel nostro settore è il momento di irrobustirci dal punto di vista studio per quanto riguarda gli allievi, studio per quanto riguarda le ricette, riformare, per quanto riguarda il nostro modo di porgersi agli allievi e al cliente. Forse tutto non va per nuocere, ma prendiamo la parte migliore di quello che è accaduto. Forse potremmo in questo momento guardare avanti con un sorriso migliore, con un'esperienza maggiore per quello che sono le nostre competenze nel mondo dell'igiene, soprattutto da questo punto di vista. È vero. Allora, abbiamo un paio di messaggi. Se siete d'accordo, diamo un'occhiata. Complimenti, buon pomeriggio, scrive Matteo Magro. Buon pomeriggio anche a te. Andrea Geriri, buon pomeriggio a tutti voi. Un abbraccio da Londra a tutti gli ospiti. Grazie, Andrea. Buon pomeriggio, la Toscana vi abbraccia sempre. Splendidi. Antonino La Barca, buon pomeriggio anche a te. Poi Salvo Bucchieri, buonasera a tutti, un abbraccio a Cristina, un saluto a tutti gli ospiti. Ciao Salvo, benvenuto, bentornato. Salvatore Tringale, che fa il passaio nella vita, scrive buon pomeriggio anche a te Salvo. Marzia Monreale, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marzia. Agostino Palazzotto scrive buonasera, ci saluta anche Grande Carbonetti, scrive Agostino sempre. Poi Maridesi, ciao Mariano. Buona serata da parte di Angela Portale, buonasera anche a te. A Curzio Chiarello, buonasera a tutti, ma buonasera, quanti siete anche questa sera? Lidia Prestana, buon pomeriggio a tutti, dice bene Mario Di Cristina, oggi apprezzata la professionalità. John Blandi, buona serata Cristina ed ospite, gli amici di O Compro Siciliano, buona serata John, Luca Leonardi, argomento molto interessante. Vai, allora sì, possiamo un attimo Mario Di Cristina parlare proprio sinteticamente della figura importantissima comunque del METR, magari qualcuno è interessato e ancora non ha ben capito cosa fa il METR, no? Parlo dei giovani che ci guardano. Bellissimo, il METR è praticamente l'alter ego dello chef. In una parte, nella punta dell'iceberg, è quello che sta davanti, quello che avviene è quello che in comune accordo che se ne dica è sempre a braccetto dello chef, perché le decisioni le prendono assieme, è quello che riesce a mantenere avete scritto bene nell'invito il trade union, è proprio il trade union tra più parti. Il metodo è il trade union, perché il trade union tra la sala e la cucina, tra la sala e il cliente, tra la sala e la proprietà, tra i reparti, quindi riesce a essere, è per forza un moderato nel suo carattere, quindi
non può essere molto estroso come uno chef, vero Mario? Deve essere più morbido, più soft. Gli chef hanno una reazione più nervosa di noi. Noi cerchiamo di essere tolleranti, tollerabili e nello stesso ma mica è sempre così, no? Mario? No, vabbè, ogni tanto Mariano si va a scatti. Dicevo comunque è una figura sicuramente importante. Tu quasi tutto quello che dici. Bene, e comunque posso dire che il maître d'hôtel è una fase, sì, dicevo, dal punto di vista... Non vi accavallate perché Mariano sicuramente sente un po' in ritardo, quindi probabilmente lui non riesce a capire quando termina il maestro Mario Di Cristina. E quindi c'è un problema ovviamente di ritorno. Comunque dicevo è una figura molto importante perché fa da collante, no, il maître tra la sala e la cucina, quindi sicuramente è un mestiere anche abbastanza in cui si deve avere abbastanza self control, no? Uno deve essere proprio abbastanza controllato e anche abbastanza calmo. Bisogna avere self control, anche se come è vero. Posso dire una cosa? Io conosco. Sì, Mario. 1, 2, 3. Allora, dicevo, io ho cominciato da piccolo, avevo 13 anni la prima volta che sono... Io avevo 13 anni quando per la prima volta ho lavorato in un ristorante. E sempre, da sempre, mi ricordo, così come la descrive il maestro Di Cristina, quest'astio tra lo chef e il maître, perché è una specie di ricerca della prima donna. Bisognava essere prima donna a tutti i costi. Però devo essere sincero, nel tempo questa reazione un po' è venuta a sciamare. Ovviamente capitano determinati, perché il lavoro di cucina, scusami maestro Di Cristina, ma il lavoro di cucina non è quello che fanno vedere a MasterChef o in televisione, ma è frutto di sapere, è frutto di conoscenze, di molta attenzione. Si può sbagliare in cucina perché ovviamente c'è la professionalità di chi prepara il piatto e allo stesso tempo dall'altra parte c'è l'immagine, in questo caso del maestro, che va a propinare quella che è la preparazione che viene fatta in cucina. Quindi non puoi sbagliare, perché non devi sbagliare, specialmente quando lavori in certi locali, non è importantissima da rispettare. Quindi questo è fondamentale. Però dicevo, ufficialmente posso dire che molto è cambiato nel passato, dal passato ad oggi, perché adesso c'è molto più spirito di collaborazione, vedo molto più dialogo tra la cucina e la sala, cosa che prima realmente non c'era o c'era poco. Quindi è davvero importante questa cosa sottolinearla. È vero, bravo Mariano ad aver sottolineato questa cosa importantissima. Mario Di Cristina, Mario, ti interrompo soltanto per chiederti una battuta proprio finale perché siamo in chiusura, sta per scadere il tempo. Sono caduti tutti. Una battuta finale. Io credo che oggi è il momento più bello per rendere questo mestiere ancora il fiore all'occhiello, ma non della ristorazione, proprio dell'Italia, perché la cultura attiva e gastronomica, come spesso Mario ci mostra anche nella storia e nella tradizione, è il momento di mostrarlo a tutti e accattivare le simpatie di tutto il mondo. Grazie maestro di Mario Di Cristina, speriamo di averla un'altra volta magari ospite per parlare di altro e per insomma parlare di una ripresa e di una rinascita. Grazie mille davvero. Mariano Carbonetti, mi senti? Ovviamente c'è un po' di ritardo, ma io ho detto sarà il vento di oggi che ha colpito la nostra Sicilia, che comunque fa questi brutti scherzi. Mariano, se mi senti io ti do l'ultima parola anche a te. Mi sa di sì.
Ok, niente Cristina, volevo dire intanto sono contentissimo, mi dispiace per il maestro Danna che purtroppo non è stato molto presente, molto attivo durante questi minuti, ma abbiamo avuto la fortuna, ripeto, di aver avuto ospiti due grandi personaggi ed è con grande, con grande valore e con grande amore portano avanti ancora il lavoro della ristorazione. Grazie di cuore Cristina, grazie ancora a tutti per averci ascoltato. Scusatemi se c'è un momento di cattiva ricezione, ma giuro che non è colpa mia. Non ti preoccupare Mariano, io non ti ho interrotto perché capisco che mi senti un po' in ritardo. Comunque grazie, ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata. Grazie, a lunedì. Allora, noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento di oggi. Da Cristina Ruffini è tutto, grazie per essere stati insieme a me. Ci sentiamo domani e ci vediamo a partire dalle 18 con l'appuntamento nutrizione e benessere, l'appuntamento classico del martedì. Ringraziamo anche Paolo Gatto per la pazienza in regia e in quel di Palermo e grazie anche a Marzia Monreale che si è occupata della redazione. Da Cristina Ruffino è tutto, noi ci vediamo domani alle 18, amici di Io Compro Siciliano, siete stati anche oggi straordinari, grazie davvero, a domani, sigla, ciao!